Buonasera a tutti e benchiatas a Novis. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga, di mattina, l'ha commentato l'aggressione per Aulis di un Novax, quindi dal segretario del PD Enrico Letta, a Trieste. I due la messo solidarietà a Letta, alla DIT, e il consiglio di Cers Paragons per Nuie Boins, alla DIT con riferimento al parallelo tra il Green Pass e ciò che sono stati costretti a sopportare gli ebreus faz dalla contestadora. Ma ho sburti ducce a nodo senza scrupoli per motivi politici la tensione sociale che aie il governatore in che scassa commentava gli speraulis di Letta che di fatto ha dato alla Lega la responsabilità di fatti come quel che le è capitato ieri. Non si rimanda nuie a Pordenone si ha di votare il 3 e 4 di ottobre. Dei chieste la risposta che gli arrivate dall'ufficio, dall'assessorato regionale alle autonomie locali, Anna Ciriani e alla solista Amiamo Pordenone. La candidata alla poltrone di sindica aveva domandato di spostare le elezioni dalla capitale del Friuli occidentale perché l'esclusione patita in prima dalla commissione elettorale per documenti non in regole tagliati su firmis, confermate anche dal TAR e dal Consiglio di Stato in un primo momento, gli ha fatto perdere 20 giorni di campagna elettorale. Da ora regione però un caso di queste sorte non gli entra con le cause di forze maggior proiodudis dalle normis, ma la storia non finisce qui perché la lista Amiamo Pordenone, traversa dall'avvocato e candidata al Consiglio Francesco Furlan, ha già da ora preparato un altro ricorso al TAR che lo presenterà in giornate. Il Tribunale aveva stabilito l'udienza ai primi delle settimane che vengono e da fur la sentenza subite dopo giuste sotto dalle votazioni. Sugli Olmis, da IBES, la Polizia di Stato è arrivata a chiattare e a farsi portare in Italia un latitante di 70 anni che era schiampato dal Friuli in Albania. L'uomo è stato condannato a 13 anni di prigione per purtroppo reati, anche bancherotte fraudolente, indianze, imbrois, perché smotiv, è schiampato a Tirane, con la complicità di un copari che dalla provincia di Udin gli mandava via regolarmente IBES per poter vivere in tal forest, anche guadagnanti in maniera illecite. Il condannato di fatto chiappava una pensione sociale che non aveva diritto, con danno per gli scassi dall'INPS calcolati in 24.000 euro. Le investigazioni hanno portato a individuare l'uomo e a arrestarlo e non si è stato estradato in Italia e menato in prigione a Civitavecchia, iscritte dal registro da indagati per averlo aiutato anche il copari, un uomo di 65 anni che è stato in provincia di Udine. Dopo che lo ha impaccato in musa, si è chiatata anche un lame lungo 2 centimetri, semiec, quintri dalla gole. Sono stati momenti di grande pore, non sede per un poliziotto dalla Polfer di Trieste che di colpa è saltato intorno un giovane di 25 anni che si era presentato agli uffici dalla polizia ferroviaria con la scusa di fare una denuncia. A quel ponte il giovane è saltato intorno al poliziotto e dopo è schiampato. Fermato dagli agenti, è stato chiatato con intorno anche altri due curtis. L'assessore, già sotto di assistenza dal centro di salute mentale, è stato arrestato e menato in prigione. Un libro chiappato in prestito in tune biblioteche all'estate, dopo un secolo, è tornato a disposizione dai studenti di una scuola di Gurizze. È un volume di Ermenegildo Pistelli, sparito, rubato, entro il 1926 e il 1928. La raccolta di conti è stata tornata dai Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Udin, che hanno chiatato fur l'opera controllanti siti internet di e-commerce. A tirare l'attenzione ai militari sono stati segni distintivi stampati sul frontespizi. Arriva un new park per le macchine scomparse 100 puesti e donne dal palazzo dalla regione a Udine. L'iniziativa è dal comune e non si sclarisce l'obiettivo dal progetto il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Ho vinto un nuovo parcheggio qui in città, alle donne delle sede della regione, in zona in via Sabadini, in pratica là che finisce Piazzale Cella, è una zona un'evore frequentata da macchine, perché tante gente che va in regione, dagli uffici regionali. Allora ho fatte 106 macchine
le tariffe in evore basse, 0,40 centesimi all'ora, e qui che sta tutte le giornate con 2 euro, salpo la macchina in pratica per 12 ore all'interno di questi spazi, che le nuove, ho buttato di un capannone vecchio che non serviva più, e ho creato questo parcheggio per permettere in pratica alla gente di arrivare in città e non avere problemi a parcheggiarci un posto per macchine. A Calina dis i pazienti ricoverati con Covid dalle terapie intensive dagli ospedali della regione. Su morte è stata registrata negli ultimi 24 ore. Invece, per ciò che riguarda infettati, sono 84 casi di positività indutti al tasfura a fronte di 8.640 tampons. Altre 4 persone in spieti di asilo politico sono stati attasi positivi al Covid. In altri casi rilevati anche un infermiere, un dipendente dall'azienda sanitaria universitaria Giuliano Esontina, presore di un operatore di una chiesa di ricovero di Trieste. Minacciate pal su dagli Schiampanis dalla sua parrocchia, Don Ezio Plevan dal quartiere di San Sualta a Udin aveva deciso di non fare suonare per 15 dis, ma qua anche un gruppo di cittadini sarà attaccato a organizzarsi per chiappare su firmi per tutelare gli Schiampanis. Il Plevan è tornato sulla sua decisione e gli Schiampanis hanno tornato a suonare ue a misdì. Dutali è scominciato con una violente proteste succedute per telefono in segreterie con tanti minacce di denunce per distruggere la quiete pubbliche. Preoccupati, in mattinata del Plevan aveva picchiati in bacche che la vis che gli Schiampanis a saresi in restati cidinis per 15 dis mandando via poi la comunicazione anche per WhatsApp e così è scattata la quinta mobilitazione dei parrocchianze che hanno fatto cambiare idee a Don Ezio. Per la prima volta, dos scuole di Gorizia e di Nova Gorizia si sono chiatati sul confine facendo insieme laboratori e attività. Alle succedute di mattina in place transalpine, prim avvenimenti in comune per centruz dall'Istituto Cancer di Gorizia e il Ginnasio di Nova Gorizia. Questo look simbolico, storicamente separato dalla cortina di fiera, è diventato una classe condividuta all'air viert. Obiettivo dell'iniziativa è di portare in avanti occasioni di incontri e di confronto tra le due scuole e i loro studenti in vista dal 2025, quando le due città saranno capitali europeane della cultura. Anche se non gli rivade a Imanea la tradizionale sagre, la Prolocco di Breccia gli rivade a Tigne Vierte per tutte le state, la strutture fisse sulle fuarte domenie e organizzerà una giornata per i più piccoli per discovierci i misteri di una volta. Domenica 26 usdin appuntamento ad oggi a chi dal Fuar di Santa Margherita per feste de fattorie, una festa che è dedicata completamente agli animali e ai fros. Us invitino 2 quadri di binore a dis, che cominciano a farvi a spiegare un po' di misteri che non esiste in Puglia oppure che si vedono ben poco e finito a 6 di sera. Sì. I misteri che noi facciamo sono di sfuare, speculare, fa le mede, il formaggio, folare le ue, e due misteri qui dopo chiaramente sono fatti dal vivo e formaggi, fricco e fertais che si faranno anche insieme ai fros, chiaramente facendo di lavorare i fros e venirà completamente cerciate, tutte le robe che vengono fatte vengono cerciate dai che partecipa a chi domenica. A partire su Sgnota, Lignan, la Supercoppa di basket per le categorie A2 e B in gare, tanta più al West che UEB Gesteco di Cividat, che gli loro partiti si potranno viodi su Telefriuli. Appuntamento alle 11 di sera per la gara di A2, qui in 300, intanto che la sfida tra Cividat e Agrigento e sarà trasmettuta a Miegegnotte. Su Telefriuli saranno trasmettuti anche le semifinals e le finals che sono in programma domani e domenica. E per UE alle dute si torna io di Cun Gnovis, l'Unis, sempre a Nuvman Culvinchi e sotto sere. Mandi, arrivi odisi.